La lettera è semplicemente una lettera di pace per far capire che sì, le criticità vanno affrontate con le forze dell'ordine che sono ben viste e ovviamente però non va stigmatizzato un quartiere per quello che in realtà non ha rispetto ad altri quartieri o ad altre zone. Giuliano, barbiere dell'Arcella, è il capofila di una raccolta firme per una lettera che vuole inviare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per dire che l'Arcella non deve essere marchiata. Zona rossa rappresenta un'etichetta che non fa bene al quartiere, dicono i commercianti come Giuliano. Ben vengano i controlli, ma la politica non strumentalizzi troppo una questione delicata come la sicurezza. Il lavoro delle forze dell'ordine, soprattutto negli ultimi mesi, è stato senza dubbio perfetto. La zona rossa va solo a strumentalizzare probabilmente una situazione e va anche a danneggiare quello che è l'immagine che vogliamo dare con tutta la forza e da tanti anni a questo quartiere attraverso iniziative di vari tipi, associazioni di vario tipo. Quindi noi vogliamo dire che l'Arcella non è un'etichetta rossa, non merita di essere etichettata come zona pericolosa. Perché? Perché le criticità ci sono e vanno affrontate in un'altra maniera, non etichettando una zona. Ai commercianti dell'Arcella replica il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari che difende il provvedimento. Identificare la zona rossa come una sorta di zona coprifuoco significa raccontare bugie, significa non raccontare la verità e quindi noi dobbiamo raccontare ai cittadini che la zona cosiddetta rossa è una zona che è stata pensata, ideata non solo per Padova ma per tutte le città del nostro paese per garantire sicurezza, per garantire libertà ai cittadini per bene. Il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, evitando le polemiche, nei giorni scorsi aveva spiegato tecnicamente la misura con i controlli nelle aree più critiche, concetto ribadito anche dal questore di Padova. Ieri c'è stato, come è stato indicato dal prefetto nel comunicato, abbiamo fatto il tavolo tecnico in questura per la predisposizione dei servizi, quindi proseguiamo come sempre.